Ci troviamo nel bacino portuale di Vado Ligure ed esattamente sulla testata della diga foranea esistente. È in corso il lavoro di realizzazione della nuova diga foranea in fase 1 che prevede lo spostamento dei 13 vecchi cassoni e il riposizionamento degli stessi con un'angolazione più aperta di circa 30 gradi rispetto all'attuale per proteggere meglio il bacino e la nuova piattaforma multipurpose dalle onde provenienti dal quadrante di sud-est. Oltre ai 13 cassoni esistenti sono stati realizzati in questi mesi 4 nuovi cassoni. All'interno del bacino di prefabbricazione Dario questi 4 nuovi cassoni hanno preso forma, sono stati poi varati all'interno del bacino portuale, allestiti ed oggi siamo in corso di posa nella posizione di progetto del primo dei 4 cassoni. Il cassone è stato trainato quindi nella posizione prevista a progetto e in questo momento è in fase di affondamento con delle pompe che lo stanno riempendo d'acqua. Ci sono i topografi che tramite dei monitoraggi stanno controllando il corretto posizionamento del cassone e mano a mano lo stesso scende per arrivare a posarsi sul fondale ad una profondità di circa 24,5 metri, sulla sommità di una montagna di materiale lapideo che va a trovare le sue radici a circa 50 metri di profondità sul fondale.